l'amicizia che ha fatto da perno in quest'annata, dove tu sai i problemi che abbiamo incontrato all'inizio dell'anno, le difficoltà, a volte anche i contrasti. Ora per genere oggi è una festa anche perché quando si vede un ragazzo come Longobucco, che in fondo ha giocato nella Juventus, ha marcato giocatori come Rep, cioè ha giocato in Coppa dei Campioni, cioè lui ha detto, e io ho intuito, te l'avevo detto, che alla fine del primo tempo avrebbe sicuramente lasciato il posto a un giocatore che ha messo veramente del fieno in cascina, che ci ha dato la possibilità nei momenti peggiori di superare quelle difficoltà che la squadra ha incontrato, cioè purtroppo le garanzie non c'erano, non si riusciva a far punti, abbiamo messo in garanzia in classifica, cioè dei punti determinanti, e grazie anche a Guagliozzi, proprio oggi un suo amico gli ha lasciato posto. Roberto Corti, Serie A, eh? Serie A, sì, aspettavamo da tanto, oggi abbiamo vinto, siamo in Serie A, basta. Senti, hai fatto una grossa parata anche oggi, devi la verità. Vabbè, ha fatto un bel colpo di testa, sono volato l'angolo basso, gli ho preso, comunque 3-0, sì. Non si può discutere. E devo ringraziare tutti quelli che sono stati gli artefici di questo successo e così, e dedicare questa grande soddisfazione personale, anche mia, a tutti quelli che veramente hanno concorso. Perché Diciamola una cosa, lei è il presidente della retrocessione fino a mezz'ora fa. Ma io ero retrocesso così, ero entrato in un momento, adesso quello che è importante è che siamo riusciti a riportare il Cagliari in acqua. Io ritengo la cosa più bella sia stata oggi quella di rivedere il Santeria così, come i tempi dello scudetto, cioè veramente oggi era come se avessi fatto gol anch'io, insomma. Cioè, ho vissuto delle sensazioni, delle emozioni che è inutile stare a spiegare, anche perché per quanto le spieghi non riesci mai a far capire alla gente qual è stata la soddisfazione provata. Quindi sono cose che assolutamente bisogna vivere per cercare di capire quello che potrebbe essere il discorso mio, insomma. Adesso presentiamo Mario, ti dispiace? Grazie Gigi e complimenti. Lo presento io. Lo presenti, eccomi. Questo è l'allenatore del Cagliari. Ho portato il Cagliari in Serie A. Grazie Gigi, veramente E io molto brindo importante. alla festa di oggi e a tutti gli sportivi che hanno partecipato a questa festa e soprattutto a tutti i giocatori e a tutti quelli che mi hanno dato una mano d'aiuto in questo campionato, che è stato abbastanza, diciamo, duro in certi momenti, ma bellissimo, devo dire. Guarda, oggi ho chiesto di non fare la radiocronaca perché pensavo di non farcela. Mi secca anche perché poi... Onorevole Melis, venga ad aiutare Sandro Angioni, venga. Sta piangendo Sandro. Ma io dico che Sandro ha ragione, di piangere perché ha seguito tutto questo campionato, l'ha seguito e ha sofferto momenti più difficili, ci siamo parlati molte volte e ci siamo incoraggiati a vicenda.